Bentrovati a Edicola Friuli, ricomincia un nuovo ciclo di avventure, di visite alla scoperta delle edicole della nostra regione, del nostro territorio, e quest'oggi ci troviamo a Maiano e allora do il buongiorno ai gestori di questa attività che scoprirete nel corso della puntata è molto più di un'edicola. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Allora, dicevo, è un'attività molto molto variegata, molto più di un'edicola, però prima di andare a vedere le caratteristiche di questo negozio, sfogliamo insieme le pagine del settimanale Il Friuli in edicola questa settimana. Il titolo della copertina è di sicuro interesse per almeno chi guida. RCA, i vampiri delle polizze. Le assicurazioni nella nostra regione incassano 175 milioni di euro e ne rimborsano soltanto 123. Nelle loro tasche restano 52 milioni ogni anno e così noi paghiamo anche per i furbetti nel resto d'Italia. Come non farsi fregare dai contratti online. Buchi, perdite e guasti, che vergogna il nuovo ospedale di Udine. Si parla della struttura, è pieno di magagne e poi a volte ritornano. In questo caso si parla dei Savoia a cena con il principe Emanuele Filiberto. E allora sfogliamo insieme le inchieste clou di questo numero. Dicevamo, noi paghiamo e gli altri incassano. Si parla di assicurazioni. Il Friuli Venezia Giulia è la regione dove le compagnie assicurative registrano un saldo attivo di quasi 52 milioni di euro nel settore RC Auto. Poche le frodi e meno i sinistri, ma altrove avviene il contrario. E da noi, scrive Alessandro Di Giusto, sono appena 33 le denunce per frode, ma ci sono regioni dove sono 47 volte tanto, quindi insomma cifre davvero consistenti. E consigli per non farsi spennare. Alessandro Di Giusto qui traccia un piccolo vademecum per ovviamente orientarsi all'interno del variegato mondo delle RCA, in particolare in questo caso di quelle che si possono stipulare online. Proseguendo, vediamo però com'è la situazione dei friulani al volante, coriacei anche negli incidenti. Cosa significa? Il numero di sinistri che hanno provocato danni alle sole persone nella nostra regione lo scorso anno è ben al di sotto della media nazionale e di gran lunga inferiore ai dati registrati nel sud Italia. Anche gli importi liquidati sono più bassi, sempre meno schianti, ma Trieste resta maglia nera. Insomma, ecco che scopriamo chi è la provincia, diciamo tra virgolette, meno virtuosa, e qui vedete anche un grafico con il costo medio dei sinistri gestiti nella nostra regione nell'anno 2017. E si parla di sanità. Un primo incipit è questo: si parla di chirurgia estetica, cervelli che non vanno in fuga, sono i medici e i ricercatori che dopo 10 ore in reparto si dedicano anche alla ricerca. Restiamo in Italia e conquistiamo la ribalta internazionale, ma com'è dura. In questo caso si parla di Nicola Zingaretti, Fabrizio De Biasio e Giovanni Miotti che scoprono l'eterna fonte della giovinezza a Udine. E invece si parla di sanità, in questo caso non di mala sanità, ma di una struttura, quella dell'ospedale nuovo a Udine, che cade a pezzi. Questo è il titolo scelto da Maria Ludovica Scinco. Tubature che perdono, tapparelle rotte, buchi nel marciapiede, aiuole nell'incuria sono soltanto alcuni dei problemi che affliggono i nuovi padiglioni. Ecco le foto dei lettori. Il direttore Delendi però spiega il perché. Allora qui vedete appunto delle foto, insomma una emblematica, un secchio e dell'acqua nei corridoi, e chiaramente questo è diciamo il clou dell'inchiesta. Però appunto il direttore Delendi dice il percorso travagliato del polo e spiega le motivazioni che talvolta hanno portato al verificarsi di questi disagi. Concludiamo il nostro viaggio all'interno del numero in edicola questa settimana con la pagina della cultura, perché Andrea Ioime ci porta indietro nel tempo, negli anni '80, rivalutati anche dal punto di vista artistico, perché la Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone dedica una mostra ai più significativi artisti regionali o attivi sul nostro territorio durante il periodo più incompreso della storia recente, in realtà vitale e innovativo, e io aggiungo molto fascinoso, e anche che sta tornando prepotentemente di moda o comunque verso il quale si guarda con uno sguardo un po' nostalgico. All'interno del settimanale Il Friuli di questa settimana però trovate ovviamente anche molte notizie dal territorio e l'ampio inserto spettacoli con tutti gli eventi previsti nei prossimi giorni, il palinsesto di Telefriuli e molte altre notizie. Accanto a me Luigi Savio, che da tanto tempo gestisce questa attività. Dicevo prima, non è una semplice edicola, ci sveli tutto il retroscena di questo negozio. Ecco, noi è da 50 anni che stiamo sul mercato
Siamo partiti con una storia veramente, diciamo così, venuti dall'estero, abbiamo avuto un piccolo negozio a Tiveriaco, dopodiché con la passione della moglie e del figlio, che hanno molta passione, siamo riusciti a creare una situazione del genere che fa veramente piacere. Fa piacere perché? Perché diamo uno servizio alla gente e in più ci dà soddisfazione per il lavoro che c'è. Naturalmente con i tempi che corrono siamo un po' in crisi come tutti, perché i grandi supermercati È una concorrenza spietata. e noi abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, abbiamo fatto le botteghe dal paese, che ce n'è sempre meno, questo mi dispiace. Ed è un nome bellissimo anche. Questo è sempre stato il nostro modo per andare avanti, speriamo di continuare perché noi abbiamo dei clienti veramente affezionati e non solo i clienti, anche l'altra gente, perché cerchiamo di dare tutto il possibile. Noi siamo partiti da Tiveriaco, siamo venuti qua già dopo il terremoto, quindi abbiamo fatto delle peripezie molto diciamo così pesanti, però abbiamo riuscito a risolvere tutto. Insomma, vi siete rimboccati le maniche, anche perché ogni volta che veniamo a Maiano non possiamo ovviamente non ricordare un evento che ha segnato il Friuli intero, ma in particolare qui si è pagato un prezzo molto alto anche in numero di vittime e insomma il terremoto ha trasformato questo paese. Però anche il Friulani hanno saputo, e voi maianesi, insomma, trovare l'energia e la forza per andare avanti e rinnovarsi. Noi abbiamo una brava amministrazione perché ci tiene tutti vicini, è una sindaca veramente brava. Inoltre abbiamo per fortuna molte associazioni, per esempio qui abbiamo quello della Libertas, il presidente, un presidente della Deveaco che fa i Vienna Schnitzel in particolare molto buoni, e poi abbiamo Casa Sola che apre anche quella domani, e sono delle associazioni che veramente fanno piacere in un paese perché tiene vivo e tiene legata la gente. Senta, le faccio una domanda, visto che si parlava prima, diciamo dietro le quinte, di una delle inchieste del settimanale di questa settimana, si parlava non di malasanità, ma abbiamo detto no, insomma questo ospedale che cade a pezzi, però le diceva io però una parolina la vorrei dire a questi dell'ospedale. In merito all'ospedale, che ho visto le cose che si parlavano dell'ospedale di Udine che vanno in altre zone, però io personalmente non posso dire questo perché quando è servito è veramente stata un'accoglienza egregia, no? Però ho letto oggi sul Friuli che non è che sia il personale, bensì sono le strutture, questo sì è vero, però come personale devo dire che io personalmente ho servito poco, ma quella volta è stata veramente una cosa eccezionale. Allora, il signor Luigi ci accennava all'evento in programma domani e soprattutto all'importanza dell'associazionismo, e in questo caso si parla di Libertas e di sport, di atletica, giusto? Esatto, io sono il presidente della SD Libertas Maiano e domani abbiamo un evento veramente fondamentale, importante per la nostra comunità, che è la 27esima edizione del Trofeo Internazionale Giovanile di Atletica Leggera. Trofeo internazionale perché ci porta presso delle rappresentative straniere che vengono da almeno 8 paesi stranieri, oltre a rappresentative italiane, quindi copre praticamente mezza Europa. Avremo circa 600 atleti e praticamente gli atleti che partecipano sono i ragazzi under 14 e i cadetti under 16. Noi abbiamo praticamente un centinaio di atleti iscritti alla nostra società. Tra l'altro recentemente abbiamo un atleta che ha vinto il campionato italiano Libertas nel lancio del Vortex, che è stata premiata la settimana scorsa anche da noi. Si chiama? Si chiama Sara Marcuzzi e praticamente a Tivoli il 30 giugno, 1 luglio ha vinto i campionati italiani Libertas con un lancio di oltre 40 metri, poi si è anche ulteriormente migliorata. Poi c'è anche la S Maianese, comunque ha circa 300 atleti. Nel complesso ci sono comunque una cinquantina di associazioni nell'ambito del comune di Maiano. Il signor Giancarlo Pasut è un mago dei fornelli, adesso lui spiega meglio il perché. Faccio parte dell'associazione Amis di San Martin Bordi DVA, che naturalmente adoperando la cucina i fondi che ricava li destina poi a sostenere le persone più bisognose sia sul territorio sia anche all'estero, aiutando delle case famiglia eccetera. Questa è la nostra attività che praticamente si concentra soprattutto sulla festa di San Martino a novembre,
e poi dei piccoli eventi tipo Festa della Mamma, il Pignarul, e sono tutti, e l'aiuto poi alla Proloco in occasione dell'organizzazione e gestione del chiosco delle Vinesnizze. Queste sono le E nostre. questa è la vostra specialità o ce ne sono altri in generale? In generale, diciamo, ci occupiamo di cucina e cerchiamo di fare le cose per bene. Senta, le faccio una domanda legandomi a una delle inchieste in edicola questa settimana. Si parla di RC Auto. Che rapporto ha lei con le assicurazioni delle automobili? Troppo care, meglio online? Cosa ne pensa? Ma guardi, io sono assicurato con la stessa compagnia da quando ho la macchina praticamente. Comunque preferisco l'assicurazione con il contatto a livello personale se non online. Si parla di assicurazioni che sono gioie e dolori, nel senso una necessità, però spesso insomma costano troppo, fanno arrabbiare, eccetera. Cosa ne pensa da automobilista? Ma io un'assicurazione mi sembra che sia il giusto. Lei cioè, è un'assicurazione stipulata in un ufficio o cioè, adesso vanno molto di moda anche quelle online, quindi spesso la truffa o comunque il poco chiaro è dietro? Ho letto spesso qua che ci sono delle truffe online. Io preferisco il contatto umano, senz'altro. Edicola Friuli termina qui, l'appuntamento naturalmente è per venerdì prossimo, sempre 18:45 circa, e saremo a Udine in piazza 20 settembre, in pratica nel cuore di Friuli Doc. Però adesso lascio la parola ai nostri Luigi, Lidia e Roberto che ci hanno ospitato come sempre con grande affetto. Allora io devo ringraziare Telefriuli perché è sempre stato molto interessante e gentile che vi date da fare per i piccoli negozi. Questa è una cosa importante per noi e in particolare appunto cercare di tirare su questi piccoli paesi che hanno molto bisogno. Grazie. Grazie a voi altri di tutti, molto bravi. Ecco, la ringrazio, molto gentile siete, arrivederci, ciao ciao. Grazie, arrivederci, salve.